Una mattinata alla scoperta di uno dei tanti tesori e sapori nascosti del nostro territorio. Questa mattina all'Ecomuseo Mulino Pizzon di Fratta Polesine si è tenuta la seconda di 3 giornate di Al Mulino si macina tradizione e cultura veneta, una manifestazione organizzata da CTG Veneto e dedicata a tutti coloro che vogliono riscoprire il territorio, le sue tradizioni e la sua identità, ma anche ai turisti desiderosi di conoscere il Polesine. Il mulino Pizzon è un mulino terragno ottocentesco restaurato a complesso di archeologia industriale e sorge tra lo Scortico e il Canal Bianco. Dopo una visita ai nuovi impianti di energie rinnovabili, i visitatori hanno partecipato a un laboratorio per scoprire le farine e i grani antichi che ancora il mulino ha la cura di conservare e coltivare. I partecipanti hanno avuto modo di conoscere i diversi tipi di farina, di provare a fare diversi impasti sotto gli occhi attenti degli esperti, usando matterello e nonna papera, come spesso viene chiamata la macchina per tirare la pasta. Ogni anno i mulini storici hanno una giornata dedicata, raccontano Alessandro Conte e Michela Vigani di Vagabondare con stile, tra i partner dell'iniziativa. E quest'anno parliamo di grani antichi. Per questo abbiamo pensato a una serie di attività che possono aiutare chi è qui con noi oggi a vedere e percepire le differenze. Infine, prima di mangiare un pranzo all'insegna dei prodotti e dei sapori locali e di stagione, un tour all'interno dell'Ecomuseo per scoprirne il funzionamento. Nel pomeriggio poi una tavola rotonda per parlare della valorizzazione della cultura tradizionale veneta alla presenza di amministratori regionali e locali.